mattina passavo davanti all'altare della patria per raggiungere l'università e seguire le lezioni. E nelle ore immediatamente successive alla notizia che arrivava dalla Siria, notai che in modo del tutto spontaneo, e questo lo notarono un po' tutti quanti coloro che passavano in piazza Venezia davanti all'altare in quelle ore, in modo del tutto spontaneo, senza che nessuno avesse dato un'indicazione in tal senso, cominciarono ad apparire sulla grande scalinata dell'altare della patria dei mazzi di fiori. Non erano fiori ufficiali, erano i fiori della gente, fiori di singole persone, di singoli soldati, di famiglie, di gruppi che portavano spontaneamente questo omaggio ai caduti, a quelli che erano i nostri caduti appunto a Nassiriya. C'era in questo segno, e sottolineo, ribadisco, del tutto spontaneo, tutto l'affetto, non solo della comunità romana, ma di tutta quanta la comunità nazionale nei confronti di quei ragazzi. Nel giro di 24 ore l'altare della patria era completamente ricoperto da questi fiori. Era l'abbraccio della comunità nazionale a quei suoi figli. E la cosa che pensavo in quei momenti, e che poi mi è tornata alla mente negli anni successivi, è stata che probabilmente quasi nessuno di quelle persone che portavano i fiori conosceva forse neanche uno dei caduti di Nassiriya, ma c'era qualcosa che li legava idealmente a loro. Oggi noi celebriamo qui nel nostro reggimento, al 151esimo, il reggimento di Silvio, la messa in suffragio delle anime di quei ragazzi. E io sono certo che molti di voi avete conosciuto Silvio, ma c'è sicuramente una parte, soprattutto i più giovani, che Silvio non l'hanno conosciuto, eppure sono parte oggi dello stesso reggimento che fu la casa, in qualche modo, di Silvio Orla. Allora, è importante ricordarsi quando celebriamo eventi di questo tipo che siamo parte di una storia che non comincia con noi, ma che ci precede, che continua grazie a noi o attraverso di noi e che sicuramente continuerà anche dopo di noi. È bello questo sentirsi parte di una storia. È bello sapere che chi oggi indossa l'uniforme del 151esimo condivide gli stessi ideali e la stessa storia che furono gli ideali e la storia di Silvio. Avete sentito che sono state proclamate 3 letture che chiaramente non sono state scelte a caso, sono letture che ci aiuteranno un po' a riflettere sul mistero della vita e anche sul mistero del passaggio. Non mi dilungherò troppo, ho scelto solamente 3 frasi, una per ogni lettura. La prima era la lettera che San Paolo scrisse, cioè la lettera ai Romani. C'è questa frase che dice: se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui. Se siamo morti con Cristo, avendo fede in Lui, crediamo che con Lui saremo risuscitati. Questo è in qualche modo una delle frasi che maggiormente descrive quello che è il nostro orizzonte, l'orizzonte di tutti quanti noi. Quello di non essere limitati esclusivamente alla vita terrena, ma di avere un orizzonte alto, un orizzonte che va ben oltre la vita terrena. E volendo fare un paragone, siamo guarda caso proprio vicino al muro di Cinta. Voi sapete che ogni caserma, lo sapete sicuramente ancora meglio di me, è formata, è un luogo, ha uno spazio fisico molto preciso, ha dei ritmi che sono assumono quasi un tempo esclusivo di quel luogo, e questo spazio e questi tempi sono delimitati da un muro detto muro di cinta. È un pochino come la vita, è come se la vita che si svolge nello spazio e nel tempo fosse delimitata appunto dallo spazio e dal tempo, ma a un certo punto noi sappiamo anche che c'è qualcosa che va oltre quel muro di cinta. C'è scritto sul muro di cinta limite invalicabile, non si può andare oltre, e dall'altra parte non possono entrare dentro. Ma questo non vuol dire che non esista la dimensione fuori. Ecco, la vita è così, siamo qui, ma c'è anche qualcos'altro che va al di là dei nostri occhi, quello che è il grande insegnamento
non solo della Chiesa Cattolica, ma se ci pensiamo un po' di tutte quante le fedi del mondo, è il riuscire a cogliere nel visibile, quindi nella vita, i segni dell'invisibile, che non perché non siano tangibili concretamente, appunto non esistono, anzi. Ecco, allora c'è in ogni caserma anche un punto di contatto con quella che è la dimensione esterna, no? Nel nostro caso, come quello di tutti i reggimenti, la porta carraia. Beh, quel punto di contatto, metaforicamente, ovviamente è il momento del passaggio. C'è un punto di contatto con il mondo che c'è oltre, che è quello della preghiera, che sperimentiamo tutti i giorni, ma c'è poi un momento primo, un momento supremo, che è quello del passaggio in avanti. Un momento che attende tutti quanti noi, come ci ricorda anche il Vangelo. C'è una seconda frase che ho scelto e l'ho presa dal Salmo: il Signore è mia luce e mia salvezza. E allora l'importanza di avere un po' di luce nella nostra vita, soprattutto quando il buio, le tenebre, il disorientamento sembrano un pochino prevalere. La nostra luce ovviamente è Cristo, la nostra luce è Dio, la luce del suo Vangelo. Però il Signore, quando è passato sulla terra, ci ha anche detto un'altra cosa: voi dovete essere sale della terra e luce per il mondo. Voi dovete essere luce per il mondo. E a me piace pensare, e penso che la nostra comunità nazionale sia orgogliosa di sapere, che i nostri militari all'estero, soprattutto in determinati contesti, costituiscono veramente per quelle popolazioni forse l'ultima candela di speranza e quindi di luce che è rimasta accesa. In un momento in cui si trovano a vivere situazioni pesantissime e di grave sofferenza, non solo per le condizioni di disagio, ma anche per i rischi reali che magari i loro stessi fratelli talvolta provocano. Allora una presenza altra, una presenza buona, una presenza limpida, è per loro veramente forse l'ultima candela di speranza che è rimasta. Un'ultima frase è quella che traggo dal Vangelo: siate pronti, dice Gesù, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Ovviamente questo è un riferimento in un altro Vangelo, la frase viene riportata in modo leggermente diverso, dice sempre siate pronti perché non sapete né il giorno né l'ora. Il riferimento è ovviamente al momento in cui tutti quanti noi saremo chiamati, e si spera chiaramente tutti quanti noi per vecchiaia, ma chissà, a fare il nostro passo in avanti, il passo definitivo. E quando Gesù ha detto questa frase, siate pronti perché non sapete né il giorno né l'ora e non sapete quando viene il Figlio dell'uomo, non intendeva ovviamente imprimere timore, infondere paura, ma voleva esortare a vivere con grande serenità, a vivere nella limpidezza, a vivere in modo degno di una vita buona, per rendere grazie a Dio, per rendere onore a Dio, ma anche per vivere meglio noi, per vivere meglio noi stessi, con noi stessi, ma per vivere meglio anche con le nostre famiglie, con le nostre comunità locali, con le nostre comunità nazionali e anche nella società internazionale. Vivere una vita buona, una vita in cui portiamo con noi anche la consapevolezza che da un momento all'altro potremmo anche essere chiamati a rendere ragione di quello che è stata la nostra esistenza. Allora chi più di un militare, che sa benissimo, perché lo canta ogni giorno, guardate che collegamento c'è tra le parole di Gesù, siate pronti, e le parole che cantiamo tutte le mattine quando sale la bandiera sul pennone cantando l'inno nazionale, siamo pronti, è quasi una risposta. Siate pronti, dice nostro Signore, siamo pronti, diciamo, cantiamo noi, anche all'estremo sacrificio, che Dio non voglia che avvenga, ma siamo pronti. E possiamo essere autenticamente pronti, non solo in teoria, ma autenticamente pronti nel momento in cui la divisa che indossiamo la indossiamo sulla base di un valore che viviamo autenticamente tutti i giorni della nostra vita. Questo è importante.
perché sennò poi anche una tragedia che potrebbe avvenire, e Dio non voglia che avvenga, potrebbe essere una tragedia senza senso. Non c'è niente di peggio di una tragedia senza senso. Quando invece uno offre la propria vita per un senso, per un bene superiore, allora dà anche in quell'ultimo istante di vita valore a tutta quanta la sua esistenza. Con questa speranza che sia ben presente in tutti quanti noi questa consapevolezza, e con la certezza che veramente proprio per quello che un soldato sa di rischiare, è anche vero che non c'è nessuno che più di un soldato ha a cuore il bene della pace e desidera la pace.